Barletti, adesso no. L'ho provocato. Barletti. Ci stanno le orecchiette. E ci sta pure un monopolio di sigarette. Baglette. Ma che la sentisse? Vicino a Molfetta. Ragazze vanno pure in bicicletta. Ci sta la soppressata di frutti mare aspetta. E chi fa la parte? Una la mette. Barletta. Vicina Molfetta. E ci sta pure un monopolio di sigarette. Ci sta una bella arietta, la notte fa freschetta. Fatelo viaggetta. Salutiamo i tre amici del bar. Bellissima, la rimetto per dire buongiorno a tutti. Ma zio. Oh ragazzi, io non lo so se è un caso, ma ieri tornò il grande mitico Franco Di Miccoli e l'audience è salito di tanto. Ragazzi, se non vi volete più io lascio a Franco, qual è il problema? Ma avete certo, ma è che però oggi il sedile tu sento qualcosa sotto il sedile sulle CD forse sto come di stai scum no, non è che sto scum, però sento qualcosa sotto il sedile c'è qualche cosa che mi sa a bambi. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Oggi cos'è? 15 marzo 2018. Ragazzi, domani è 16, inauguriamo la sede nuova on the station. Wow. The Conte Duca Place. Buongiorno. The Gate. Ciao Vicky, buongiorno Vicky. Buongiorno Acme Maccariello, buongiorno Ricci. Devo fare un corso da DJ da Enzo, buongiorno, Bocati Alz, buongiorno. È bella l'aria fresca, Carrardo Gargan, è bella non venire a stecchi, ma la fatica. Ma non si trova una parte. A proposito fate, devo dire oggi devo dire un caffè caldo pagato a Rino D'Aloiso, Gazzetta del Mezzogiorno, che ha fatto un bell'articoletto sul lavoro. Bello. Bell'articoletto, appena Rino D'Aloiso. Andatevelo a leggere su lavori, lavoretti, lavoro precario, organizzazione, bravo Rino. Buongiorno Teresa, buongiorno Andrea. Tu ma dici buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, bello e brutto, la Dece ancora chi sa fino. Stanno che tu bello e che tu brutto, capito? Saluto a tutti. Buongiorno, bello e brutto. Come Arlo di San Giacomo sta ancora entrato, io avevo un mas ragazzi. Un cagite sempre tu. Se lei russa, stai sempiendo, se oggi sempiendo, a Valenza mi è pensato pure stamattina, come ho scoperto il trucco, e cambiava Valenza. Sì, sono d'accordo. Oggi mi sono attrezzato per i 2 minuti, zio. Vai, bello, vai. Perché adesso blocco. No, vado di là. E poi te l'hai detto, Ciccio, che l'orologio non l'hanno sistemato. Non l'hanno sistemato, a che si è sistemato l'orologio San Giacomo? Io avevo masso. E tu ci sta a fare, noi t'ancora. Mi donne, a destra. Cancello hanno tolto. Alfa take. Allora 2 minuti siete, dobbiamo spegnere la radio. Allora ragazzi, c'ho un elenco che mi sono preparato, perché io studio, non è che mi alzo la mattina. C'avevo le carote. I caroti, patata, via.
Allora, ricominciamo, l'abbiamo già fatto questo elenco, lo facciamo anche oggi. Allora, Calabrese, Mazzarisi, Piazzolla, Dicorato, Alfarano, Lo Sappio, Damiani, Basile, Cefola, D'Ascoli, D'Amato, Desario, Maffione, Grimaldi, Franco Mandiera, Sciusco, Cambese, Doronzo, Scelsi, D'Amazza, Vermo, Bruno, Ruta, Caraccio, Cascella, Ventura, Peschecker, Di Paolo, Di Catano, San Bevin, Mazzocca e Cannito. Sapete chi sono questi? Vedete? Avete 2 giorni di tempo, no, di meno, 10 secondi, ma 10 secondi per rispondere. Sono i consiglieri comunali. Ah bene, l'L rosso per giù, ragazzi, sono i consiglieri comunali. Per favore, non i stessi, almeno un 70 l'80%. A caso, qualcuno può rimanere, ma non è che vanno a sciarrate chi date, vi danno già una portata. Fanno campagna elettorale, sono sempre quelli. Salutiamo le 5 sorelle. Sempre le 5 sorelle, pausa per le 5 sorelle, i gattini di mezzo, i gattini fanno onore alle 5 sorelle, non tengono pulito tutti. Un po' di barrità stessi che ha messo Enzo. Ma bene Zodelli. I freschi cose Zodelli. Sì. Allora quindi sono sempre quando hai finito tu? No, non ho finito. Allora, sono sempre gli stessi. Ho visto la conferenza stampa di Cicci e hai visto la conferenza stampa di Cicci Formeggi, ok? Ma non è possibile che sono sempre gli stessi. Come non è possibile che tutti i cestini che stiamo vedendo di fronte sono pieni di buste di immondizie? Non è possibile. E poi quelli che fanno li tolgono. Dicono, e allora le strade sono sempre sporche. Sì, però qualche telecamera, ragazzi, la telecamera costa 20 euro. A Bari vanno facendo le multe a chi porta la spazzatura a Cialò. Devi mettere, qui vedi la Barsa che mettono le multe ai grattini, devono poter controllare anche questa cosa. Se vedono a uno che porta il cestino, ma va perché se facciamo delibera comunale vai. Francamente mi salutate. Sì, quindi sono sempre gli stessi, ragazzi, e poi le liste civiche, ho contato 20-25 liste civiche, cazzazzate, stanno scannati sempre loro. Ancora non la capite, zio. Ancora tu non sei intelligente come loro. Allora siamo messi un po' male. Siamo messi assai male, siamo messi. Quindi per favore, quei 32 consiglieri. Passiamo dei mucci. Dai, non mi piace lei, ti muoca ma scende, ma no, perché che poi c'hanno anche la pretesa, guarda, cioè, capito? Che dice, cercavo. C'avevamo noi la precedenza. Ma non è la precedenza, a me non è che mi interessa la precedenza, che tu fai gli incidenti, cioè a prima va a te, a buona dice ma passa dei buci, ma passa anche dei buci. No, però non se mi passa dei buci mi ha fatto incidenti. Però noi ti abbiamo passato dei buci. Ragazzi, tantucchiato prima. Cioè, anche perché, aspetta, questo già la velocità non era tanta. Sono quelli che passano a volo proprio. Lo sento un altro incrocio pericolosissimo. Mezzoto a Barone, all'angolo di via d'Aragona? No, all'angolo di via. Ah, quello là? Sì, quello ho capito. È un altro, quello micidiale che io vedo che quelli pensano di avere precedenza. Sai quali? Quelli per andare da Eraclio. Sì, la svolta della strada. Bravissimo. Ma sai perché? Perché a terra la striscia gialla non la mettono a terra, la striscia gialla non la mettono, perché la gente non è che lo sa tutto. Ma tu hai fatto l'accusa della scuola di la patente, scusa, hai preso la patente, hai fatto scuola guida o no? Ma mica penso tu da te, a metà c'ha ragione zio Cicci, è 4.500 la telecamera, ragazzi, costa 20 euro, non 4.500, la fanno costare 4.500, non 20 euro. Va bene un cacchio, va bene, hai che non è di ta, però salutiamo la signora che giustamente ci riprese. Io come si chiama? Via Napoletano, buongiorno. Comunque il sedile qua sotto, sento ancora qualcosa. Non lo so, qualcosa di scomodo. Non lo sono. O sono io. Lo so. Sono io forse, il sedile. Ah, forse sei tu. Allora domani a che ora l'inaugurazione? Domani alle 9:30. Alle 9:30 inauguriamo, alle 9 ci vediamo, ci sarà una bellissima sorpresa in diretta. Ma tu? Mamma mia, quante belle cose. Questi sono i balletti brasiliani, dice Mafia. Un
un po' di musica, un po' di cosa. Sì, ci saremo. Questa è la mia canzone. Ancora devi stare tu nella nostra lista. È vero. Bella questa, è Bella, canzone della questa. poi ci stiamo organizzando di tutto. Le due i soldi, Quelli arrivano, ragazzi, arrivano. Un sacco di soldi. arrivano, ragazzi, arrivano, non vi preoccupate. Adesso che farà il sindaco qui e tu vedi tu. Ti metti dei fuoco sindaco, dice ragazzi a bilancio, voce A, il soldo a Barletti alla testa. E già l'ho avuto un zero. Speri. Alle 21 a Sabino. Domani sera alle 9:30. Ma mette 21:30, male Sabino, ma è male Sabino. Un cacassi al capo, Sabino. Oggi è il compleanno di Luca Zagaria. È vero. Ieri ho fatto la sorpresa mezzanotte e qualche cosa. È vero. Siamo andati a casa sua, è sceso con la bottiglia di spumante. È bellissimo. Non dormiamo sti cose. E tu stai a dormire, perché sappiamo. Sì, poi abbiamo il mercato, vedi? Sì. Ah no, l'anziano prendiamo un mezzo. Adesso verranno questi a pulire con calma. Grazie a Marco, ti piace il progetto e a posto, Franco. Guardava così, guardate, faccio due passi, se no non dimagrisco mai. Bravo. Sì, un saluto a Ilaria del Barlara, Ilaria Barlaria, non dovrei chiamarsi Barlaria, di Ilaria. Ilaria, e domani. Ilaria, un attimo, prepara il cappuccino di soia che sto arrivando. Ma tu? Sì, sto... Ti serve pure, frafra. C'è. Comunque è l'orario. Domani mattina lo facciamo un po' più tardi perché io devo accompagnare mia madre verso le 8:30 e 9 meno un quarto. L'orario è tutto, la mattina per troppo presto, 7:30 troppo presto perché tu. Ma che tu asci che forza fate che? C'è, lei c'è fate che. Che forza asci fate che? Tu domani a che ora ci possiamo vedere? Ci vediamo, tu non ti preoccupare, io sposto, devo andare a Bari, devo andare più tardi. Sta bene no. Vado più tardi. Ci facciamo alle 8:30, 16, ci fai 9:30, no? No, ma fa là. Prima, perfetto. Capito? Lo facciamo alle 8. Che perfetto. Alle 8. Così ci alziamo, un'idea, una cosa. Anche se sta il problema della scuola, che se i ragazzi vanno a scuola. Forse è meglio che si vede un po' di movimento, che la mattina stiamo a sola come cadavere, che tutti dormono. Bella giornata, niente mare oggi. Niente mare perché poi non potremo fare tutto. E ce ne diventiamo presenti. Le stesse cose, ragazzi, mi raccomando, condividete, vedete il buongiorno. Salutiamo a tutti. Lela. Così Lelo si rende conto che quando sta solo non lo sente nessuno, capito? E quindi... Una buona giornata a tutti, un buon giovedì 15. Domani il compleanno di Barletti alla Testa. Domani voglio vedere tanti auguri sulla banchina. E iscrivetevi. Ciao ragazzi. Da Barletti alla Testa, bello russo. E by Ciccio the Gate. Ciao! Vi augurano il meglio del meglio. Sempre. Questo paese è bella se. Boom.